Buongiorno a tutte e tutti. Versi di Sardegna arriva a Porto Torres. La carissima ci passa qui, la mascotte. Abbiamo Franco Carta. Franco Carta è qua, presso l'ingresso questo delle tombe. Le tombe dello scavo archeologico sono emerse e sono visitabili qua in via Libio 53 a Porto Torres, Versi di Sardegna. Qual è il luogo più adatto per una lettura a tema? Qual è la lettura a tema, Franco? Satita d'ora. Satita d'Ora, questo è un luogo, ovviamente un cimitero in sostanza, un luogo di riposo dei defunti che rispettiamo, e Franco leggerà quella che è una tradizione di Sardegna e quella che è una tradizione di tanti popoli: vegliare i morti, custodire i morti, accompagnare nello specifico il morto. Satita d'Ora, Franco Carta, da Versi di Sardegna. Mannai, anta sattito. Suizzo e su oro da una diesi morto. Anta, e pranghe sa vida in solo. Dai vida se spartiru vizzinnu, pro su travallu in irca. Omo, omine mannu in atteru mundo. Deu lischit. Ia si lamenta, antava da su duruduru in su drazzolu. Tando suizzu dromiada e beniasis uru. Eo, is urtu e non prango, non appo a galugum presu, sommine naradu Diego, este izzu, este babu. Poi Franco ci ha raccontato una storia, grazie, la storia è la storia di una prefica, una donna che canta al morto, ma non canta così, compone Poesia, canta la sua vita in poesia. la vita del morto in poesia, quindi una poetessa, la Esatto, Titta d'Ora. Esatto, è una poetessa, è un ruolo molto importante nei paesi dell'interno della Sardegna, che è ancora conservato. È un ruolo molto importante di rispetto del defunto, quindi racconta una sorta di piccola biografia del morto, una sua vita in versi. In versi, e sattitu deriva dalla parola tittare, che è allattare, e quindi è la madre che accompagna il morto Come una nel nascita, paradiso, è come una nascita nuova. quindi si unisce la nascita alla morte come un unico senso, È tutto un ciclo. è tutto un ciclo. E questo luogo, un luogo così magico, così importante, così da rispettare, è qua a Porto Torres, in via Libio 53. Grazie, perché Versi di Sardegna è anche qua, lo potete trovare e leggere perché è a disposizione di questa fondazione meravigliosa. Alla fondazione, ecco qua, lo vediamo, alla fondazione via Libio 53, che i Versi di Sardegna non siano sepolti, ma volino sempre. Grazie Franco, grazie per questo luogo che ci accoglie, venite a visitarlo, ciao.